Benvenuti nel canale informativo dedicato al Napoli. Qui potrete trovare le più recenti informazioni sulla squadra, giocatori e trasferimenti. Non perdete alcuna novità e iscrivetevi subito per ricevere le notifiche sui nuovi video. Non dimenticate di mettere mi piace ai nostri video per sostenerci e favorire la nostra crescita. Ora passiamo alle ultime notizie sul Napoli. Per quanto riguarda Lukic, su richiesta del Fulham, il giocatore ha attirato l'attenzione di Mazzarri. Tra i vari nomi legati al Napoli c'è anche Sas Luki, un calciatore che ha precedentemente collaborato con l'allenatore Walter Mazzarri durante il suo periodo a Torino. Per la prossima Supercoppa contro la Fiorentina, il Napoli ha confermato solo l'acquisto di Pasquale Mazzocchi, ex giocatore della Salernitana, come unica operazione ufficializzata finora. Tuttavia, il presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe concludere presto altre operazioni di mercato. Ad esempio, per Traoré, sembra che tutto sia già sistemato e il giocatore sarà sottoposto a visite mediche. A meno di sorprese, questo rappresenterà il secondo colpo per il club italiano. De Laurentiis sta anche valutando altri calciatori, come riportato dal giornalista Walter De Maggio durante il programma Radio Gol su Chies Napoli. Sas Luki, attualmente al Fulham, potrebbe essere ceduto solo in prestito con obbligo di riscatto. Nato nel 1996, ha già collaborato con Walter Mazzarri durante il suo periodo al Torino, rendendolo un profilo gradito al tecnico toscano. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per rimanere aggiornati sul Napoli e lasciate un mi piace se avete apprezzato il contenuto, contribuendo così a sostenere il canale e a diffondere le informazioni a un pubblico più ampio. Il vostro supporto è fondamentale per noi.